Finalmente dopo 4 anni anche a Chioggia arriveranno i rinforzi estivi delle forze di polizia. La decisione è stata comunicata stamane nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in Prefettura Venezia, cui, oltre al prefetto di Bari, hanno preso parte i sindaci dei comuni della costa veneziana, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e Polizia Locale. Particolarmente soddisfatto il sindaco di Chioggia, dove da anni dice non arrivavano rinforzi. La città di Chioggia quindi torna finalmente ad avere la giusta attenzione da parte delle istituzioni. Arriveranno a breve i rinforzi per la Polizia di Stato, anche 2 carabinieri, e rimarremo anche in attesa dell'importante servizio svolto anche dalla Polizia di Stato con le moto d'acqua, quindi maggior sicurezza per i nostri turisti. A Jesolo è previsto invece l'arrivo di 12 agenti aggregati per la Polizia di Stato, lo stesso numero di operatori in aggiunta alla pianta organica che erano stati destinati la scorsa estate. Confermato anche l'arrivo di rinforzi per le altre forze dell'ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza nella stessa quantità del 2022.